più grave la crisi idrica dovuta alla siccità in Veneto orientale dopo l'intervento d'emergenza per l'acqua potabile a Caorle, Eraclea e Torre di Mosto, previsti ulteriori razionamenti all'agricoltura. Per la prima volta la Questura di Venezia emette i cosiddetti Daspo Willy, il provvedimento contro risse e violenze fuori dai locali, interdetto ritorno a Jesolo a 7 minorenni che rapinarono dei coetanei. L'allarme bomba alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, denunciato per procurato allarme un quarantenne di nazionalità straniera pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. La Guardia di Finanza ha sequestrato 3.000 borse contraffatte con marchi di lusso. La vendita avrebbe fruttato 300.000 euro, denunciata una donna di origini cinesi. Stanziato 1,5 milioni di euro per rilanciare l'artigianato veneziano dalla crisi della pandemia, l'annuncio dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Continua la polemica politica per il bando di assegnazione di parcheggi ai residenti al garage comunale di Piazzale Roma, già annunciato nel 2016. Il bando è stato nuovamente rimandato, PD all'attacco. Pioggia di multe per i furbetti che abbandonano i rifiuti in strada. A Venezia la città sta registrando un forte incremento del fenomeno, soprattutto davanti alle porte delle case. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque partiamo dalla siccità, purtroppo, che è emergenza davvero in tutto il territorio regionale e si fa particolarmente grave nel Veneto orientale dopo l'intervento d'emergenza che ha permesso l'erogazione di acqua potabile a Caorle, Eraclea e Torre di Mosto. Sono previsti ora ulteriori razionamenti che riguarderanno il mondo agricolo. La situazione si presenta giorno per giorno sempre più drammatica, non piove, non arrivano acque da monte, non arrivano acque dal cielo e le acque che abbiamo noi si stanno esaurendo e salando completamente. La situazione della siccità è drammatica anche nel veneziano, in questo caso nel Veneto orientale. Se la risalita del cuneo salino, vale a dire dell'acqua salata del mare lungo i letti dei fiumi sul Po sfiora oramai 40 chilometri, per la prima volta si è verificata anche su Livenza, mettendo a rischio persino l'erogazione dell'acqua dai rubinetti di Caorle, Eraclea e Torre di Mosto. Abbiamo velocemente sostituito la fonte di approvvigionamento dell'acquedotto, che era il Livenza, che come sappiamo si è salato per la risalita del cuneo salino, con un'altra fonte di approvvigionamento che è il Brian. Ora la stiamo stabilizzando, credo che già in giornata avremo anche un'altra linea di riserva in caso dovessero saltare queste costruite in maniera velocissima. Risolto questo problema, la crisi è tutt'altro che scongiurata. A pagare i razionamenti sarà l'agricoltura. Già avevamo limitato al 50% la disponibilità e la distribuzione di acque irrigue e adesso ci vedremo costretti, man mano che passano i giorni, ad andare a limiti sempre più bassi. Dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si punta il dito sulla sospensione unilaterale delle restituzioni in Livenza di acque provenienti dal sistema idroelettrico afferente al lago di Santa Croce, 13,3 metri cubi al secondo, che dal sistema del Fadalto dovrebbero essere restituiti in Livenza a Valle di Sacile. La collaborazione risolve i problemi, la non collaborazione li crea. E si potrebbero risolvere che qualcuno prende delle posizioni molto egoiste e non vuole sentire ragioni di una collaborazione peraltro dovuta per legge. Ora la pagina della cronaca, andiamo sul litorale a Jesolo. Dopo gli episodi di violenza arriva un'altra notizia di reazione delle forze dell'ordine. Sono stati emessi 7 Daspo a carico di altrettanti giovanissimi. Si tratta dei provvedimenti chiamati Daspo Willy. Emessi 7 Daspo nei confronti di altrettanti giovanissimi tra i 15 e i 17 anni a seguito delle indagini anticrimine del commissariato di Jesolo. I minorenni, tutti residenti nel Padovano, hanno rapinato nella notte del 21 luglio 4 ragazzi nei pressi di un bar di Largo Augustus a Jesolo. La misura di prevenzione adottata nei confronti dei giovanissimi è il Daspo Willy, tratto dal nome del ragazzo romano ucciso nel 2020 durante il pestaggio a Colleferro. Il
provvedimento adottato dal questore prevede il divieto di accesso al litorale e a tutta l'area della movida di Jesolo. Come spiegano dalla questura, il provvedimento è uno strumento maggiormente incisivo per contrastare il fenomeno della movida violenta e delle aggressioni giovanili. E in mattinata, dopo un'indagine flash, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Venezia per il reato di procurato allarme un soggetto che nel pomeriggio di ieri avrebbe chiamato il 112 per avvisare della presenza di una bomba all'interno della stazione Santa Lucia di Venezia. Il personale della Digos ha dapprima individuato la cabina telefonica dalla quale era partita la chiamata, osservando come nell'orario della chiamata d'allarme un uomo di giovane età venisse ripreso dalle telecamere di sorveglianza con la cornetta in mano. Successivamente venivano effettuati servizi di osservazione nei quali veniva notato un uomo apparentemente compatibile con quello ripreso dalle telecamere che si aggirava nella zona limitrofa alla stazione. Si tratterebbe di uno straniero di poco meno di 40 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. Ed è stato arrestato invece un 36enne, anche lui pluripregiudicato, ricercato in questo caso dall'Interpol per aver violentato una minorenne nel 2018. Arrestato un cittadino albanese di 36 anni condannato a 10 anni di reclusione per una violenza sessuale su una minorenne. Il fatto risale all'estate del 2018 in un paese della Carnia in provincia di Udine. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ed era ricercato a livello internazionale dall'Interpol. Il 36enne è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Genova dopo una serie di approfondimenti investigativi e di appostamenti in provincia di Venezia. Gli agenti lo hanno rintracciato inizialmente in un cantiere edile a Mestre. L'uomo era riuscito a sottrarsi a un primo tentativo di arresto lanciandosi da un'altezza notevole nel giardino di una casa e aveva scavalcato una serie di recinzioni. Nello scorso fine settimana gli investigatori lo hanno nuovamente rintracciato a bordo di un treno diretto verso Genova. Stava cercando di lasciare l'Italia. E i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato circa 3.000 borse ritenute contraffatte dopo una serie di controlli presso il porto commerciale di Fusina sui trailer sbarcanti dalle motonavi di provenienza greca. Si tratterebbe di borse da donna caratterizzate da un evidente richiamo a una nota griffe francese del lusso, col marchio riportante i colori identici agli originali ma con leggere differenze nella qualità dei materiali e nelle finiture. Una cittadina cinese è stata ritenuta responsabile del reato di contraffazione. La donna, residente in Italia, è titolare di un'azienda operante nella vendita di prodotti al dettaglio sull'e-commerce. Gli articoli avrebbero fruttato guadagni illeciti per un ammontare di 300.000 euro circa. Lasciamo questa pagina, andiamo a Cafarsetti che stanzia 1,5 milioni di euro per rilanciare l'artigianato veneziano dalla crisi provocata dalla pandemia. L'annuncio dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Daremo agli artigiani 1.500.000 euro di soldi veri per riprendersi dal periodo della pandemia. 1,5 milioni di euro per rilanciare l'artigianato veneziano. La delibera del Comune, annunciata dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, si inquadra in un piano per salvaguardare un settore di prestigio della città schiacciato da una serie di contingenze sfavorevoli che ne stanno minando la stabilità. Non è il solo provvedimento di salvaguardia delle attività commerciali arrivato da Cafarsetti. Diamo la possibilità a tutte le attività rivolte al residente, al cittadino, la possibilità di avere un plateatico per fare l'esposizione della propria merce, come che non so, il ferramenta, il fruttivendolo. Se poi dovesse cambiare il genere di attività commerciale, il Comune si riserva la possibilità di ritirare il permesso per il plateatico. E proprio sul fronte dei plateatici di bar e ristoranti è arrivata la riforma dei cosiddetti pianini. È stato fatto un lavoro insieme con sia le associazioni di categoria, sovrintendenza, ma anche con le associazioni cittadine per riuscire a trovare l'equilibrio giusto tra necessità, delle attività e necessità del cittadino. Decoro della città, c'è una raffica di multe per chi abbandona i rifiuti nel centro storico di Venezia. Con l'estate stanno aumentando le sanzioni.
Siamo passati dai 163 dell'anno scorso ai 190 di quest'anno. E pioggia di multe per i furbetti che abbandonano i rifiuti in strada nel centro storico di Venezia. La città lagunare sta registrando un vero e proprio incremento di abbandono di sacchetti di rifiuti, soprattutto accanto alle porte di abitazioni in questi mesi estivi. Nel sestiere di Castello sono stati multati 41 cittadini, 34 a Cannareggio, sempre 34 ad Orsoduro e Giudecca, 22 a San Marco, 28 a San Polo e 31 a Santa Croce, ma anche i turisti non ne sono esclusi. È aumentata l'attività turistica nella città di Venezia e quindi sostanzialmente diciamo che con l'aumento delle persone e dei visitatori sono aumentati anche gli abbandoni. Parte di questi abbandoni noi li imputiamo anche ai turisti che alloggiano negli appartamenti, che in qualche caso probabilmente non sono ben informati sulle modalità di conferimento dei rifiuti. La sanzione di 167 euro è per sensibilizzare e aiutare i cittadini e i turisti. È partita in questi giorni da Cannareggio la distribuzione con le bollette di un pieghevole plurilingue, diverso per ogni sestiere, che spiega la corretta modalità di conferimento dei propri rifiuti. Stiamo distribuendo a tutti gli utenti del centro storico di Venezia e delle isole e abbiamo già inviato anche alle associazioni di categoria delle affittanze turistiche e ai singoli gestori. Venezia è una città molto bella ma anche molto delicata, visitata ogni anno da milioni di persone e che è molto meglio vivere e fare il turista in una città pulita piuttosto che in una città dove ci sono rifiuti in terra. Continua l'attesa e la polemica politica per il bando di assegnazione di parcheggi ai residenti al garage comunale di Piazzale Roma. Già annunciato nel 2016, il bando che doveva arrivare quest'estate è stato nuovamente rimandato. Quanti sono i posti macchina liberi in garage comunale? Ma ci chiediamo anche noi quanti siano, perché ad ora l'assessore ha dichiarato all'ultimo consiglio comunale che li sta ancora contando. L'attesa di un bando per l'assegnazione ai residenti di posti macchina al garage comunale di Piazzale Roma sta sempre più assumendo i connotati e soprattutto le tempistiche dell'Odissea. Perché il bando arrivi in porto, il primo imprescindibile passo dovrebbe essere il conteggio degli spazi disponibili, attività che però, secondo la segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo, in comune si sta evidentemente rivelando più difficile del previsto. Sono tantissimi anni che si attende un nuovo bando. Era stato annunciato nel 2016 da questa amministrazione, nel 2019 è stato approvato il nuovo regolamento e dal 2019 ogni 3 mesi l'assessore Boraso dichiara che il bando uscirà. Un ultimo consiglio comunale, con una mia interrogazione, abbiamo interrogato l'assessore chiedendo appunto quando uscirà il bando, quanti posti saranno a disposizione e quali saranno le modalità. Ha dichiarato che sicuramente uscirà a settembre. Sembra un po' la storia di Signor Intento. Cioè ogni volta ci viene dichiarato che uscirà questo bando. Il Partito Democratico si augura poi che quando ci si arriverà le procedure di assegnazione siano più snelle di quelle che ci sono volute per arrivare al bando, così come siano riservati più posti ai residenti, posti che in attesa di assegnazione ai veneziani vengono regolarmente impiegati per le auto dei turisti, le cui lunghe code in attesa col motore rigorosamente acceso che si liberi un posto al comunale rappresentano oramai il biglietto da visita di Piazzale Roma. L'assessore ma anche il sindaco addirittura avevano dichiarato ancora anni fa che ci sarebbe stata una ZTL sul ponte, che si sarebbero bloccati gli accessi se non a chi lavora e a chi risiede, e invece di quello nessuna traccia, anzi con le nuove regole del contributo d'accesso la ZTL sul ponte è stata completamente cancellata. Continuiamo con la politica. C'è stato un colpo di scena ieri sera in Consiglio Comunale a Mogliano Veneto, dove si votava la mozione di sfiducia al sindaco Bortolato presentata dall'opposizione, mozione che non è passata, ma l'unica consigliera della Lega si è astenuta andando contro l'indicazione del commissario provinciale trevigiano Boff. La maggioranza assoluta del Consiglio Comunale mi ha confermato la fiducia e ringrazio i consiglieri che mi hanno rinnovato questa fiducia. Il consigliere Tiziana Eula, l'unico consigliere rimasto della Lega, si è astenuto e questo è un segnale chiaro dove il partito a livello moglianese non rispetta gli ordini di partito che sono arrivati a livello provinciale e dal livello regionale, tant'è che Boff ieri dichiarava sui giornali di
questa fiducia nei miei confronti e lo ringrazio anche di questo. E inoltre il commissario Vallotto, nominato da Stefani, quindi dal regionale, mi aveva rassicurato che non c'erano problemi. Niente sfiducia per Davide Bortolato, che continua ad essere sindaco di Mogliano, ma ieri sera durante il Consiglio Comunale, nel quale si è votata la mozione presentata dalla minoranza, non è mancato il colpo di scena con l'astensione dell'unica consigliera rimasta in quota Lega dopo la decisione del sindaco e di 5 consiglieri di lasciare il carroccio e passare al gruppo misto. E questo nonostante il diktat del partito, che subisce un ulteriore scossone. In questi casi in passato, ricordo bene, c'erano dei provvedimenti pesanti come anche l'espulsione. Vedremo cosa succederà. Si vedrà nelle prossime settimane, con una Lega alle prese anche con l'altro terremoto a Nervesa della Battaglia. Certo che quanto accaduto ieri sera a Mogliano potrebbe ancora una volta ridisegnare i rapporti tra il sindaco ed il suo ex partito. Lei nell'animo si sente ancora leghista? Sì, io dentro mi sento ancora leghista assolutamente e purtroppo non mi sono più riconosciuto in un partito che a livello qui moglianese non mi appoggiava e anzi impediva il buon svolgimento del programma elettorale e non mi supportava. Voltiamo pagina. Il capitano Ferruccio Falconi, uno dei massimi esperti della portualità lagunare, con un curriculum di 34.000 pilotaggi alle spalle, plaude alla soluzione avvallata dalla Capitaneria di Porto di Venezia per far arrivare il colosso delle grandi navi in città. Ha fatto bene la Capitaneria di Porto a autorizzare quella soluzione. Intanto il tempo era buono dichiarato, quindi nessun pericolo. I lancioni, ho visto io, passavano, non hanno fatto moto ondoso, ma la soluzione ideale per garantire lavoro e per riportare le navi bisogna farle passare di nuovo via Lido per andare alla Marittima, però a soli 2 o 3 nodi di velocità. In queste condizioni non succede niente, non fanno alcun danno. Il comandante Ferruccio Falconi, capo pilota emerito della Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto, condivide la soluzione tecnica trovata per lo sbarco in rada fuori dalla bocca di porto dell'isola di Venezia della nave Norwegian Gem, ammiraglia di 94.000 tonnellate di stazza lorda, lunga quasi 300 metri. L'impatto delle grandi navi in laguna è quello termico e non quello del pericolo di qualche pruata. Quindi mandando le navi via Malamocco alla Marittima Marghera già inquinata, inquinano moltissimo e corrono i rischi di incappare in cattivi tempi, forti colpi di vento. Quindi anche lì la Capitaneria ha fatto bene a mettere dei limiti di vento. Col vento maneggevole possono andare, altrimenti è troppo rischio. Le polemiche di questi giorni dunque sarebbero esagerate. Queste grida, tutto quello che hanno detto, è vero, contro le navi è esagerato. Quindi torniamo subito via Lido alla Marittima, ma a velocità ridotta. Quando uno cammina piano non fa nessun danno. L'ULSS 3 Serenissima, in collaborazione con la Prefettura, crea il vademecum dei servizi sanitari a disposizione dei cittadini per agevolare maggiormente stranieri e non comunitari. Fare un vademecum che servisse per accedere ai servizi dell'ASL 3, ma un domani ai servizi di tutte le ASL del Veneto. E abbiamo detto, cominciamo noi intanto a fare questo lavoro, soprattutto per le donne. La sanità è un diritto per tutti i cittadini di qualsiasi etnia e orientamento sessuale. Così l'ULSS 3 Serenissima, in collaborazione con le amministrazioni civiche e con la Prefettura di Venezia, ha sviluppato un ampio spettro di proposte di salute rivolte anche ai cittadini stranieri e non comunitari, illustrate all'interno di un catalogo plurilingue che spiega nel dettaglio servizi offerti e come potervi accedere. Si tratta di un manuale rivolto maggiormente alle donne straniere che possono trovare difficoltà ad accedere ai servizi sanitari per via di barriere linguistiche e a volte culturali. Soprattutto avendo attenzione a quelle categorie più fragili come le donne, che soprattutto nel percorso nascita, e qui noi abbiamo una grossa comunità, il nostro
ospedale qui dell'Angelo fa oltre 2000 parti all'anno e questi hanno un contributo notevole da queste comunità. Un catalogo disponibile anche online sul sito dell'Ulstre Serenissima che racchiude informazioni indispensabili e che vuole facilitare la vita dei cittadini nella scelta dei servizi sanitari basici affinché si possano evitare disagi e contrapposizioni con altri servizi che vengono erogati. Noi lo daremo in distribuzione in tutti i luoghi possibili, è già presente nei nostri distretti, in tutte le nostre sedi distrettuali, è già presente sul nostro sito e dopo chiunque lo vuole accedere può accedere. Il passo successivo che faremo è quello di chiedere alla Regione Veneto, al Presidente Zaia, di prendere questo vademecum e renderlo disponibile in tutte le ASL del Veneto in modo che ci sia una copertura totale del territorio della nostra regione. È stata inaugurata questa mattina la nuova passerella ciclopedonale parallela al Ponte Colombo che andrà a migliorare la mobilità per ciclisti e pedoni che si spostano verso il centro di Mestre. Una struttura lunga 23 metri e larga 4 per consentire in sicurezza il passaggio delle persone sia in bici che a piedi. Al taglio del nastro presenti l'assessore comunale alla mobilità e il presidente della municipalità di Mestre Carpenedo. L'intervento è stato realizzato con un investimento di 850.000 euro, dei quali 50.000 derivanti da alienazioni immobiliari comunali. Ora i finalisti del premio Campiello, quest'anno l'edizione numero 60, hanno partecipato al Lido a una delle tappe finali del loro tour. Sabato 3 settembre la cerimonia di premiazione alla Fenice. A cosa servono i libri e la cultura? Una buona risposta l'ha offerta la tappa ospitata al grande albergo Rosone Ongaria del Lido di Venezia del tour dei 5 finalisti del premio Campiello, il premio letterario di Confindustria Veneto che quest'anno festeggia il traguardo della 60ª edizione. L'importante è la passione, quello che è importante e credo che sia questo da comunicare, che anche i libri danno grande soddisfazione, fatica, però la fatica porta alle soddisfazioni come qualsiasi cosa. Anche un atleta importante per arrivare ai suoi livelli in fondo fa tanta fatica. Un bellissimo tour, nel senso che abbiamo percorso tutto lo stivale, tra gli autori si è creato un bellissimo clima e la tappa del Lido è una tappa tradizionale, importante. Quest'anno addirittura è il 10° anno che siamo qui. I 5 finalisti Fabio Baccà, Daniela Ranieri, Elena Stancanelli e Bernardo Zannoni, in presenza mentre Antonio Pascale si è collegato telefonicamente, hanno presentato i loro libri intervistati dal giornalista Carlo Paris. Ora saranno a Cortina, Jesolo e Asiago fino a domenica, prima di tornare a Venezia sabato 3 settembre nella serata al Gran Teatro La Fenice che decreterà il vincitore. È un'occasione diversa per il mio lavoro perché ne ho fatte tante e andarmi a studiare, a leggere alcuni libri, poi libri finalisti del Campiello è stata un'esperienza ed è un'esperienza veramente molto interessante, accattivante e stimolante. Il sentire parlare loro in un mondo televisivo come il nostro dove si sentono tante voci tranne quelle di scrittori, di geni, di fantasisti come appunto gli scrittori e penso che sia una mancanza forte nella televisione italiana. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso, ora il meteo per domani, arrivederci. Benvenuti al meteo. Dopo il passaggio perturbato, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Sarà un weekend tra sole e locale instabilità. Vediamo il dettaglio di sabato 30 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio maggiori addensamenti in montagna con occasionali rovesci temporaleschi, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e dalle ore pomeridiane
non si escludono locali rovesci sui rilievi in serata a tempo più stabile con maggiori schiarite. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 27-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui temporanei annuvolamenti al primo mattino, poi sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.